Amici collegati all'ascolto sui canali di Vivo Azzurro TV e canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio dallo stadio Tenni di Treviso, tutto pronto per la quarta giornata del girone C di Serie D 2025-2026. Prima di entrare in campo però siamo stati a bordo campo qui al Tenni per sentire i due tecnici, ci sentiamo tra poco. Con mister Maurizio Bedin, mister, un Campodarsego che arriva sul campo del Treviso dopo una sconfitta che ha fatto male, le chiedo innanzitutto cosa si aspetta dai suoi ragazzi. Mi aspetto che continuino a fare prestazioni che hanno fatto nelle prime tre partite, quindi è venuta una sconfitta, è vero, ma la prestazione è stata ottima e nel calcio sono i particolari che fanno la differenza e non siamo stati bravi in quello, quindi gli chiedo di continuare a fare quello che stanno facendo, chiaramente mettendo dentro sempre ogni partita qualcosa in più da migliorare. Il girone è un girone tosto, che però il Campodarsego può giocare tranquillamente perché ha tutte le armi per farlo. Cosa servirà al Campodarsego per affermarsi in questo girone secondo lei? Servirà sicuramente tanto carattere, perché la Serie D è un campionato difficile dove ogni partita puoi vincere e perdere, quindi credo che la continuità nell'affrontare gli allenamenti prima in un certo modo e poi la partita sia l'arma vincente. Grazie mister. Grazie. Con mister Edoardo Gorini, tecnico del Treviso, mister, arrivate a questo infrasettimanale dopo una serie di partite importanti che vi hanno visto fin qui sempre vincere. È stato un inizio da Treviso? È stato un inizio bello sicuramente, perché era quello che ci eravamo prefissati di fare, però poi le partite non è facile vincerle e poi ogni partita comunque fa storia a sé. Abbiamo incontrato anche alcune difficoltà, siamo stati bravi a superarle e abbiamo ottenuto quello che volevamo. È chiaro che poi l'obiettivo è cercare di giocare partita per partita e provare a vincere anche oggi. Nel prepartita ha parlato soprattutto dell'importanza del fisico e del recupero, visto che si giocano poche partite in maniera molto ravvicinata. Farà turnover oggi oppure che formazione ci aspettiamo, insomma? Sì, ci siamo concentrati questi 3 giorni per cercare di recuperare energie fisiche e mentali. Qualche cambio l'ho già fatto nella partita precedente, abbiamo cambiato 5-6 giocatori, che sono tanti, e siamo stati soddisfatti di aver ottenuto una vittoria importante soprattutto per il coinvolgimento del gruppo. Anche oggi ci saranno dei cambi, quindi cerchiamo di dare continuità e cerchiamo soprattutto di coinvolgere tutti i giocatori, perché con i 5 cambi adesso è fondamentale cercare di avere tutti che vivano la partita come se fossero titolari, perché 5 cambi a metà squadra ed è un aspetto importante. Eccoci ancora in diretta sui canali di Vivo Azzurro TV e il canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, in diretta come dicevamo dallo stadio Tenni di Treviso. È tutto pronto, abbiamo ascoltato i due allenatori, quelli di Treviso e Campodarsego, due formazioni importanti, due formazioni storiche di questo girone, due formazioni che hanno grandi ambizioni. Da un lato il Treviso, una formazione che ha calcato palcoscenici importanti dalla A e tantissimi anni in B e C, dall'altra invece il Campodarsego, che in questo girone C è sempre stata una vera outsider, è sempre stata una vera forza e che anche oggi arriva qui al Tenni per fare la propria partita. Andiamo a vedere chi scenderà in campo, andiamo a vedere quelli che saranno i protagonisti di questa quarta giornata del girone C, partendo dal Treviso che schiera in porta Vadjunek, che ha vinto il ballottaggio con Mangiaracina, poi alla destra con questa difesa a 4 Brigati centrali, Munaretto, Salvi, sulla sinistra Guerriero, al centro del campo ci sarà Gucher accostato insieme a lui con Serena e Perin, dietro le punte Beltrame, lì davanti Scotto e Petrovic. Per quel che riguarda invece la formazione di mister Maurizio Bedin, in porta Conti, 4 difensori Fabian Cuomo, Zanni, Pasquetto, in mezzo al campo Tuninetti assistito da Manarin e Colù, in tre quarti c'è Pasquato con la 10 che assisterà Joulou e Cali. Questo l'11 scelto da mister Bedin, quindi un po' una formazione praticamente confermata rispetto alla scorsa partita. Andiamo a vedere, se non vado errato, anche le altre partite di giornata grazie alla regia del nostro Marco Bella, con alle ore 15
questa quarta giornata è già iniziata. Conegliano Vigasio, Legnano Salus contro Brian Lignano Calcio, Maialta Obermais contro Adriese, Mestre Este San Luigi Calcio Portogruaro, Union La Rocca Altavilla Bassano, alle 16 appunto Treviso Campodarsego, e poi alle ore 17 Luparense Calvi Noale, e alle ore 18:30 chiude questa giornata Union Clodense Chioggia contro Charles Muzane. E quindi una quarta giornata che ha già parecchio da dirci, vista la classifica che inizia a delinearsi, che inizia a raccontarci quello che sarà questo girone C, dove il Treviso le ha già vinte tutte, e quindi sarà una formazione, una importante adesso situazione per il Treviso, che ospita appunto il Campodarsego e lo fa per continuare a vincere, per continuare a conquistare e a mantenere questa prima posizione. Li vedete, iniziano ad arrivare anche le panchine, perché le squadre stanno per entrare, ed allora sedetevi comodi, perché eccole le due formazioni. Treviso e Campodarsego entrano in campo per dar via a quella che sarà una quarta giornata che promette spettacolo ed emozioni in diretta su Vivo Azzurro e il canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Eccole le due formazioni, il Campodarsego che oggi vedremo in maglia bianca e pantaloncino bianco, viceversa invece per il Treviso un nero sia maglietta che pantaloncino. I due capitani si scambiano i gardaglietti, così come Darito con Robert Gucher e Cristian Pasquato a fare gli onori per entrambi le formazioni. Una buona cornice di pubblico quest'oggi, quasi 2000 spettatori qui al Tenni di Treviso, stadio che ha conosciuto grandi calciatori, con quella Serie A che ha visto protagonista l'Ancona per un solo anno, la stagione 2005-2006, e poi una serie di inconvenienti societari hanno poi visto andar via il Treviso in altre categorie, fino alla promozione del 2019, quando la Treviso Academy ha poi rilevato quello che attualmente è la Treviso Football Club. E allora la palla è praticamente al centro del campo, si aspetta solo l'inizio di questo match. Adesso andremo anche un po' a sviscerare quelle che sono le statistiche, quelli che sono i dettagli più interessanti di questo incontro, che di fatto sulla carta si tratta di un derby. Allora, mentre attendiamo, vediamo, abbiamo parlato di classifica con il Treviso che è primo a 9 punti, seguito da Charles Muzane, mentre come potete vedere dalla nostra grafica il Campodarsego è fermo un po' più indietro, anche se reduce da una sconfitta che ha fatto male. Aveva agguantato il pareggio, il 2-2 negli ultimi minuti, e poi si è dovuta arrendere per 3-2. Ma entriamo in campo perché è appena iniziato. Treviso Campodarsego con il primo pallone giocato dai giocatori biancorossi. Oggi in maglia bianca c'è il primo fallo già battuto. Allora entriamo in quello che sarà il match con i primi palloni organizzati e girati dalla formazione di mister Gorini, che nel prepartita abbiamo sentito cerca continuità, cerca quello che serve per una grande squadra che senza troppi segreti ovviamente ambisce a quello che è la categoria dei professionisti, ovvero la Serie C. Qui c'è un fallo commesso da Petrovic, dunque difesa del Campodarsego che può riorganizzarsi con Conti pronto a far partire i suoi. Andrà sicuramente lungo, estremo difensore, classe 2007, pallone già in rimessa laterale in favore chiaramente del Treviso.
Allora, sempre pallone dalle parti di Petrovic, poi la palla viene scodellata. Occhio a Bomber Scotto che addirittura ci prova da casa sua. Conti costretto subito, poi la respinta ancora una volta. Primo intervento di questo match per Conti. Scotto ha provato l'Eurogol praticamente da casa sua. Poi altro pallone scodellato in mezzo, stavolta non può arrivare il 9 del Treviso. Conti si fa trovare pronto. Primo squillo al secondo minuto di questo match. Allora occhio ancora all'affondo, pallone scodellato nel mezzo, fa scorrere come può Zanini. Conti fa ancora suo il pallone, formazioni che chiaramente oltre a un primo leggero studio si conoscono già in realtà, e Treviso che sta ovviamente provando a fare la partita per mettere subito sotto pressione i suoi. Allora qui recupera un pallone interessante il Treviso, Scotti vuole il pallone, non riesce però a trovare la porta Luigi Scotti. Poi ripartenza di Jolù già fermata, siamo dalle parti di Serena. Pallone per Guker, scodellato ancora nel mezzo, ancora una respinta gestita subito dalla difesa trevigiana. Chiaramente nei primi minuti, così come ci aspettavamo, il possesso palla è praticamente tutto d'appannaggio della formazione di casa. Qui Petrovic prova la sfonda, alza come può il pallone Kulu, ancora messo giù però dal solito Guker che amministra questo pallone. Da uno sguardo in mezzo Petrovic chiede pallone lungo per il numero 9 del Treviso, il solito Scotto. Poi ancora in mezzo Scotto, protegge, prova ad andare in porta, altra respinta da parte della formazione biancoceleste. In questo caso Zanini si va a prendere il 5 da parte del suo estremo difensore, salvataggio fondamentale. Pallone nel mezzo, ancora una volta allontanato da Zanin, lo tiene in campo come può Brigati. Sempre Brigati va in mezzo, corner con la respinta da parte di Pasquetto. E allora sarà il primo corner di questo match. È chiaro come il Treviso stia provando già in prima battuta a mettere pressione, a cercare subito il gol, subito a sbloccare questo match. Ci sono già delle trattenute in mezzo. E allora ancora qualche giocatore che cade in mezzo all'area, contatti chiaramente all'ordine del giorno. L'arbitro che ha un grande affare. Qui parte lo schema da parte del Treviso, pallone messo nel mezzo, arriva a saltare con la testa, ci ha provato Munaretto, pallone schiacciato sì, ma forse anche troppo, pallone che di fatto rimbalza davanti Conti e poi termina fuori. Prima grande occasione qui per il Treviso con Munaretto che da due passi stava per mettere dentro il gol dell'1-0. Prova ad uscire il capo d'Arsego, poi pallone dalle parti di Guerriero, si gira Scotto, punta già la porta, aspetta Petrovic, stoppa questo pallone, prova ad appoggiarsi su un compagno, deve col tacco cercare Guerriero, lo trova, c'è un contatto e c'è il fallo ai danni di Guerriero, fischiato dall'arbitro Nenad Radovanic della sezione di Maniago, oggi assistito dall'assistente 1 Matteo Moschion di Gradisca di Sonso, da Francesco Marri, sempre della sezione di Gradisca di Sonso. Questa è la terna arbitrale. A battere sarà proprio Gigi Scotto, lui che ne ha già messi dentro 5 in queste prime 3 partite. Occhio al suo destro, pallone nel mezzo, allungato da Guker. L'ultimo a toccare è una schiena dei giocatori biancorossi. E dunque ancora corner
Fin qui in questi primi 6 minuti e mezzo si gioca praticamente a una porta sola, con la formazione di Mister Bedin, che ha un po' di difficoltà ad impostare, con una pressione davvero importante da parte della formazione trevigiana. Qui un altro pallone scodellato nel mezzo sul primo palo, allontana come può ma non benissimo Pasquato, poi prova ad alzare un po' il baricentro la formazione ospite, pallone nuovamente nel mezzo, deve saltare Scotti che fa sua questa sfera e dà un attimo di ossigeno ai suoi compagni. Campodarsego che chiaramente deve provare a studiare nuove soluzioni. Qui il pallone è messo giù alla ricerca di Calì, ma già riconquistato dal centrocampo trevigiano. Qui Scotto prova addirittura col sombrero, si lotta su questo pallone, poi raddoppiato da Pasquato. L'ultimo a toccare è un giocatore in maglia bianca e dunque Treviso che può ancora una volta alzare il proprio baricentro, cercare nuovi spazi con Scotto, palla dall'altra parte per Brigati. Brigati prova a saltare Culù, chiede l'1-2, già chiuso, poi Culù messo giù, si gioca. Campodarsego che prova a mettere il pallone avanti per Giolù, c'è un fallo proprio sul numero 7. E allora, quando siamo già al 9° minuto di questa quarta giornata del girone C di Serie D, Campodarsego che sta provando a impostare una vera prima fase offensiva, ma la pressione è altissima da parte degli uomini di mister Gorini. Qui pallone lungo per Scotto che forse è in posizione regolare, chiedono l'offside i difensori della formazione biancorossa e di fatto ci hanno ragione. Arbitro che ravvede un fuorigioco e dunque sarà probabilmente Conti a rimettere il pallone in gioco. Poco spazio fin qui per gli attaccanti della formazione ospite. Servirà un guizzo, qualcosa per provare ad impensierire la difesa guidata oggi in porta da Vadjuniek, preferito come dicevamo in prepartita da Pablo Mangiaracina. Qui Brigati cerca l'1-2, si appoggia poi su Serena, pallone già messo dall'altra parte per la corsa di Guerriero che aveva provato ad aprire dall'altro lato. Diversi under, tra cui anche ovviamente Matteo Guerriero, sia Rok Vadjuniek e insieme a Daniel Perin va a completare quello che è il quadro degli under per il Treviso. Ma seguiamo questa fase offensiva con Giolù che prova ad appoggiarsi su Pasquato, pallone scodellato sulla sinistra dove è arrivato Pasquetto a dare manforte. Colù, palla larga a destra da Manarin, punta l'uomo, vediamo se va in mezzo. Manarin ci prova con il sinistro, scivola Giolù, poi Pasquetto è in ritardo su questo pallone, potrebbe ripartire il Treviso. Buono in copertura però l'intervento di Zanini che concede una rimessa dal fondo e di fatto è la prima volta in questo match che il 12, l'estremo difensore del Treviso, tocca il pallone dopo più di 10 minuti di gioco. Si riparte dai piedi di Munaretto. Salvi ancora Munaretto, giro palla nella zona di Brigati, come sempre si sgancia Gucker per andarsi a prendere questo pallone e poi poterlo smistare in avanti. Brigati però ha cercato sulla fascia Serena, è uscito fuori una rimessa laterale per il Campodarsego. Qui attenzione al pallone messo dentro per Petrovic da Scotta, ancora Petrovic, va in porta, altro fuorigioco però stavolta del numero 24.
che non protesta neanche, è abbastanza evidente qui la posizione di offside. Non ha indovinato il tempo di gioco il 9 del Treviso. Conti, lungo il pallone per Jolou, arriva prima però la difesa trevigiana, in qualche modo riesce a risolvere Zanini ripartendo da Conti. Lungo il pallone, Pasquato non arriva, Guerriero mette giù la sfera, aspetta il solito Gucker, poi va a destra da Brigati, si è staccato Serena, pallone per lui che però non si era accorto di questa imbucata messa dentro da Beltrame, e dunque pallone sul fondo, formazione allenata da Edoardo Gorina, quella quella trevigiana che sta creando tantissimo in fase offensiva. Dall'altra parte invece qualche difficoltà ad uscire fuori dalla propria metà campo per i ragazzi di Maurizio Bedin. Qui Jolou, occhio al pallone che passa, poi Pasquato si gira, anzi pardon, si tratta di Calì, pallone eccolo per Pasquato che col sinistro pensa al tiro, ciampa un po' sul pallone in questo caso Pasquato, allora favorisce la nuova impostazione del Treviso con Serena, Brigati, poi Munaretto, si va addirittura dalle parti di Vadiunek che rischia qualcosa, preferisce mettere rimessa laterale, evitata però da Guerriero, e allora ne esce bene il Treviso che ha rischiato qualcosina in questo disimpegno difensivo. Dall'altra parte Brigati, un po' di campo per lui, sale tutta la formazione trevigiana con Munaretto a fare da ultimo uomo. Ecco qui perché Brigati si è sganciato, non trovato però dall'imbucata di Beltrame, che chiaramente ha la licenza di muoversi come meglio crede sulla tre quarto, abbiamo visto spesso sia a destra che a sinistra, insomma una libertà accordatagli da mister Gorini. Attenzione qui proprio a Beltrame che va a cercare Perin, poi Jolou protegge bene il pallone, occhio a Jolou, a spazio attaccante del Campo d'Arsego, qui gioco di gambe, supera un uomo ma non Scotto che in fase difensiva cade giù, l'intervento è sul pallone, non c'è fallo su Scotto che rimane a terra. Pasquato, siamo già dalle parti di Colù, si ferma però la formazione del Campo d'Arsego, sì, no, non si ferma, si è rialzato Scotto, allora si può giocare. Fabian, poi pallone scodellato nel mezzo, Jolou cerca di andare incontro, commette fallo però il 7 Campodarghese, e dunque 0-0 quando siamo già oltre il quarto d'ora di gioco. Un match che ci ha già regalato qualche emozione, soprattutto, anzi fin qui praticamente solo in favore del Treviso. Ma è una partita ancora molto lunga. Munaretto, poi Brigati, pallone per Beltrame che non riesce ad allungare il pallone per Petrovic, qui deve uscire però Pasquetto, vediamo, preferisce andare direttamente lungo dalle parti di Calì, toccato, non c'è fallo, si può giocare, l'arbitro chiede di giocare, si rialza infatti Calì, e allora il solito Gucker. Largo a sinistra, Guerriero, vede in mezzo, pallone che diventa insidioso, Conti allontana con i pugni, poi Pasquetto riesce ad evitare il calcio d'angolo, occhio all'errore di Pasquato, tentativo poi un po' maldestro da parte del Treviso, si ripartirà da una rimessa dal fondo con il solito Alessandro Conti, classe 2007. La gioca corta, poi preferisce andare lungo nella terra di nessuno se non di Serena, che mette giù il pallone, lo consegna al solito Brigati. Ancora Brigati, si riparte da Munaretto, largo c'è anche
Salvi, eccolo qui servito, Guerriero chiede l'1-2 con Perin, che ha cercato però l'intuizione rapida all'indirizzo del duo d'attacco Scotto-Petrovic. Invenzione non intuita però dal duo d'attacco. Allora si riparte con il Campodarsego che mette il pallone avanti, ma già riconquistato dal solito Gucher. Si appoggia su Scotto che prova ogni tanto anche ad andarsi a prendere il pallone. Occhio a questa sfera messa nel mezzo, allontana come può la difesa biancorossa. Poi Colù protegge questo pallone, ancora Tunetti, ma la sfera è già riconquistata dal Treviso. Treviso che in fase di non possesso riesce sempre a recuperare il pallone in una manciata di secondi, una pressione incredibile quella dei ragazzi di Mister Gorini, che sta facendo del possesso palla la prima arma questo match. E allora Salvi, Munaretto, si va come sempre sull'out di destro da Brigati, si è sganciato Serena, occhio all'inserimento di Brigati, il pallone per lui, uno sguardo in mezzo, finta di andare al centro dell'area, ancora Serena porta il pallone. Brigati subisce fallo, qui abbastanza evidente l'intervento scomposto di Colù, e dunque l'arbitro Radovanic segna un piazzato interessante dall'out di destra. È chiaro che adesso le torri salgono, in particolar modo Salvi e Munaretto, pronti a colpire, a sfruttare i propri centimetri. E chiaramente anche i calci piazzati possono essere una soluzione in un match che dopo 20 minuti ci racconta ancora di uno 0-0. Pallone messo nel mezzo, allontana come può Calì, ancora possesso Treviso, ancora con Scotto che è uno specialista dei calci piazzati. Si riparte da Brigati, poi addirittura Vadjunek. Podarsego che prova a recuperare centimetri in campo. Ma prima di impostare una nuova fase offensiva, Treviso che si ricompone con Munaretto che torna al centro della difesa insieme a Salvi. Eccolo qui il numero 6 per il suo compagno di reparto Munaretto, poi Brigati centrale, occhio a Perin che mette giù il pallone, la domestica bene, poi Guerriero, insieme a sé c'è Beltrame che guarda in mezzo, pallone all'indirizzo di Petrovic, poi Giolù, solito lavoro, non c'è fallo, si gioca, occhio a questa ripartenza, 2 contro 2 in campo aperto, qui c'è l'intervento, il cartellino giallo, il primo della partita per Brigati su Pasquato. Era scappato via il Podarsego, ha rischiato parecchio in questo caso il Treviso. Chiaramente anche questa può essere una fase di lettura per quel che sarà la partita della formazione di Mister Bedin, con le ripartenze fulminee grazie anche alla velocità degli attaccanti biancorossi. E qui primo ammonito della gara, Alberto Brigati, che ha speso in maniera anche intelligente il proprio cartellino giallo. Si riparte dunque con Tunetti che ha rimesso in gioco il pallone, Fabian, uno sguardo avanti, Giolù vuole il pallone lungo, Fabian prova ad andare prima da Calì che prova a fare da sfonda per Pasquato, allontana come può Brigati, ancora un Podarsego che sta provando a prendere fiducia dopo un inizio sicuramente all'insegna della formazione trevigiana. Qui Colù sbatte con Brigati, commette anche fallo. Qui Colù va a chiedere spiegazioni. Brigati che comunque sembra potersi rialzare senza troppe difficoltà, dunque
quando siamo giunti al 22esimo minuto. Il pallone è già messo in gioco all'indirizzo di Scotto. Largo a sinistra Guerriero, Pektovic chiede palla in mezzo, ancora Scotto, finta di andare in mezzo, poi Scotto, sbaglia il tempo, Pektovic che non trova il pallone, qui Calì prova a proteggere, arriva prima Briganti all'indirizzo di Beltrame, poi Gucher protegge il pallone, prova in percussione, pallone nel mezzo interessante per Scotto che però non riesce a tagliare. Buona la copertura difensiva del campo d'Arsico. Il pallone è rimesso in gioco, già conquistato da Gucher, poi la sfera lunga per Beltrame che deve proteggere, arriva prima ma solo per un istante Zanini a concedere la rimessa laterale. Ancora proiettata in avanti la formazione trevigiana con Brigati che può anche andare lungo direttamente con le mani. Pallone lungo per Petrovic, poi al volo ci prova con una gran botta da distanza ravvicinata, ci ha provato Serena, qui decisiva la respinta da parte della difesa ospite. Qui vedete Serena si coordina bene, Culù decisivo con la deviazione col piede, ma occhio a quest'altro corner. Solito schema del Treviso, si muovono le torri nel mezzo, palla scodellata all'indirizzo di Scotto che arriva a colpire di testa, non trova la porta però il numero 9. Altra occasione come sempre pericolosissimo negli ultimi 11 metri Gigi Scotto, che in questo avvio è arrivato dalla Torres dove ha giocato lo scorso anno. Questo avvio di campionato fin qui è stato decisivo, dicevamo, con le 5 reti in appena 3 partite, una media degna di campionati di altissimo livello. Chiaramente Treviso che può contare su una rosa di tutto rispetto, però è chiaro che quando hai un bomber che parte così in fiducia tutto diventa non solo più semplice ma anche più divertente. Ma vediamo se il Treviso riuscirà a far divertire anche oggi i suoi tifosi. Ci prova qui Petrovic, non trova però il giusto aggancio col pallone, ed allora rimessa dal fondo quando il cronometro ci indica che abbiamo appena superato il 25esimo minuto. Treviso 0, Campo d'Arsego 0. Qui Pasquato si sgancia per andare a prendere questo pallone. Fabian prova ad andare lungo, qui grande pressione da parte di Gucher che sicuramente è tra i primi per chilometri percorsi in questi primi 25 minuti. Schierato da mister Gorini in mediana, ma di fatto un vero playmaker sia in fase difensiva che in fase offensiva. Onnipresente il capitano dei trevigiani. Qui Fabian di prima all'indirizzo di Jolou, poi ancora Fabian, botta e risposta fra le due difese. Guerriero prova ad avere la meglio, spinto da dietro da Calì, c'è fallo, anzi no, si gioca, poi Calì cade a terra. Qui l'arbitro stava per fischiare il fallo in favore del Treviso, sembrava, almeno dalla movenza fisica, un fallo, poi non ha ravvisato gli estremi per un calcio piazzato. Subito dopo il fallo invece c'è su Calì, ed allora lo specialista Cristian Pasquato già pronto a mettere il pallone nel mezzo. Pasquato che sicuramente è un lusso per qualsiasi squadra in Serie D.
Pallone nel mezzo lungo, attraversa tutta l'area di rigore, l'ultimo a toccare è Fabian, occasione importante per il Campo d'Arsego, che è andata vicina al gol dell'1-0. Pallone davvero molto insidioso quello messo in mezzo da Pasquato. Dicevamo del 10, capitano dei biancorossi, che ha giocato anche in Serie A in Europa, presenze importanti, una crescita importante alla Juventus, con l'esperienza anche a Legia Varsavia, ma insomma un giocatore che ha esperienza da vendere soprattutto al servizio dei più giovani e che da qualche anno ormai è rientrato in zona per star vicino sicuramente alla famiglia, insomma per rientrare, per riavvicinarsi alle proprie origini. Ma torniamo sul match, perché il Campo d'Arsego sta provando ad impostare una nuova fase offensiva con Jolou. C'è il fallo del numero 7 però ai danni di Salvi, che viene messo giù, trattenuto dalla maglietta. Si riparte, solito Munaretto, largo a sinistra, qui si gioca, non c'è fallo, e allora Scotto punta l'uomo, ancora Scotto, largo a sinistra da Guerriero, pallone nel mezzo, allontana come poco uomo, il pallone non è ancora uscito perché con un gran lavoro di sacrificio poi Manarin è riuscito a tenerla in campo. Ancora possesso però per il Treviso, che adesso vuole spingere sull'acceleratore. Brigati salta secco Colù, poi Brigati pensa al tiro, va da Scotto, stop non dei migliori, Scotto rischia di perdere il pallone, forse un tocco di mano, si gioca, poi pallone ancora per Scotto, qui Pasquato che poi recupera il pallone, lo mette avanti per Jolou, ancora Jolou, prova a puntare l'uomo, recuperato da Guerriero, spalle alla porta, braccato, raddoppiato anche da Scotto che arriva in fase difensiva, si gioca in mezzo a due, non c'è fallo e l'ultimo a toccare è il giocatore in maglia bianca, e dunque conquista il massimo da questa situazione in cui Guerriero, sicuramente da sottolineare anche la volontà, la voglia di aiutare i propri compagni di Luigi Scotto, che si fa tutto il campo per andare a dare una mano in fase difensiva. Treviso già in avanti, lungo per Petrovic, pallone scodellato dritto in rimessa laterale, ancora Treviso con il solito Munaretto. Scotto, largo a sinistra, si propone in sovrapposizione anche Perin, Scotto prova a rientrare, poi va da Guerriero che prepara il piattone, pallone respinto da Fabian che non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Ed allora ennesimo corner per la formazione di casa, con Guerriero e Beltrame sul punto di battuta. Pallone nel mezzo, non arriva nessuno se non una maglia bianca ad allontanare, ma solo per un istante, perché Beltrame ha già il pallone tra i piedi, dà uno sguardo in mezzo, va a cercare Perin, punta l'uomo Perin, rimorchio da Scotto, anticipato per un attimo da Cuomo, poi Beltrame la rimette in mezzo, pallone che però non è uscito a gestirlo Munaretto, poi scodella nel mezzo, non benissimo Serena. Pallone che termina fuori, Treviso che sta creando e anche tanto, ma non sta trovando il guizzo giusto per portare il proprio tabellino sul numero 1. Risultato ancora bloccato quando siamo arrivati al 32esimo minuto di questa quarta giornata del girone C di Serie D 2025-2026, come sempre la partita più bella di tutta la Serie D in diretta sui canali di Vivo Azzurro e del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Chiaramente l'invito è quello di iscrivervi sul nostro canale YouTube e su tutti i vari social della Lega Nazionale Dilettanti.
per restare aggiornati su tutte le prossime trasmissioni, su tutte le curiosità e gol più belli. Nel frattempo tenta un'altra imbucata Brigati, pallone troppo lungo, ed allora si ripartirà dal fondo, sempre con Conti. Treviso che, come abbiamo detto in apertura, fin qui ha fatto in play di vittorie, 3-3, la prima in casa del Portogruaro per 4-2, poi la vittoria sul Vigasio in casa e domenica la vittoria sull'Adriese per 3-1, che fin qui consegnano il primo posto agli uomini di Gorini. C'è un calcio di punizione qui per il fallo su Beltrame, ed allora ancora un calcio piazzato defilato qualche minuto fa. Aveva provato praticamente dalla stessa posizione, ma dal lato opposto del campo, sempre Scotto. E come in ogni calcio piazzato, a salire chiaramente sono anche Munaretto e Salvi, che affidano la retroguardia a Brigati, unico indietro praticamente, insieme a Guerriero. E qui il solito Gigi Scotto pronto ad allacciare lo scarpino e a cercare fortuna in mezzo. Scotto, 5 uomini in area, palla nel mezzo, direttamente in porta. Ancora un tentativo da parte di Scotto, che ha cercato un tiro cross, gestito con lo sguardo però dall'estremo difensore al campo d'Arsego. Vediamo anche quali saranno le mosse probabilmente nel secondo tempo di entrambe le formazioni. Treviso che sembra avere in mano il pallino del gioco fin qui. Dall'altra parte Campo d'Arsego, che ha avuto delle piccole occasioni, che comunque sta facendo una gran partita fin qui, soprattutto in fase difensiva. Gestire un duo d'attacco come quello Scotto-Petrovic sicuramente non è facile. Poi occhio alle ripartenze come questa con Pasquato, mette il pallone in mezzo, allontana come può la difesa trevigiana, ma ancora Pasquato, non c'è fuorigioco. Fabiani in mezzo, arrivava dalle retropie Calì. Poi ancora un inserimento, ma c'è il fallo commesso da Cuomo. Ha già battuto il Treviso. Gucher, largo a sinistra da Guerriero, pallone messo giù, uno sguardo in mezzo, si sgancia Scotto, il pallone per lui, poi Petrovic, ancora Scotto, 1-2, Scotto prova ad appoggiarsi, dall'altra parte già la palla è scodellata in mezzo per Petrovic, allontana ancora una volta la difesa biancorossa, poi il pallone per Calì che lotta, c'è fallo su di lui, qui Salvi protesta. Fallo d'esperienza, quello conquistato da Vincenzo Calì, 31enne che di Serie D ne ha giocata parecchia. Ed allora con serenità la formazione biancorossa può ripartire dai piedi di Zanini, poi Cuomo. Largo a destra, Fabian, lungo il pallone alle parti di Jolù, anticipato, pallone tenuto in campo con il tacco da Guerriero, ma in possesso del campo d'Arsego, ultimo a toccare poi Gucher, e allora rimessa laterale con gli ospiti che guadagnano centimetri. Fabian chiede un movimento dei compagni, forse andrà direttamente in aria. Ancora qualche attimo con Fabian che dà indicazioni, va lunghissimo Fabian come fosse un cross coi piedi, e qui con la testa Salvi senza troppe incertezze consegna il pallone a Vadiunek, si riparte. Laudi destra con Brigati, ancora il 2 del Treviso da Munaretto. Pallone per Serena, troppo lungo, ben gestito qui da Zanini, accompagnato sul fondo.
azione offensiva che spesso vede anche l'inserimento di Perin sul lato di sinistra o, come in questo caso, di Serena. Mezzali di Gorini che hanno licenza anche di inserimenti pericolosi. In questo caso però pallone troppo lungo ed allora Conti, ancora un rinvio, l'ennesimo di questa partita. Subito Beltrame a respingere per Scotto, forse spinto, si gioca la palla tra i piedi di Perin, lancia Beltrame, nel mezzo c'è anche Petrovic, pallone imbucato per Perin, arriva Cuomo a mettere in rimessa laterale, si beccano però gli applausi del proprio pubblico e i ragazzi del Treviso. E allora Guerriero pronto a rimettere in gioco questo pallone, andrà a lungo direttamente al centro dell'area alla ricerca del guizzo vincente. Qui Beltrame, pallone insidioso allontanato da Fabian, occhio alla velocità di Jolou. Brigati deve fare i conti con il 7 biancorosso che poi si appoggia su Culù. Ancora Tunetti, largo a destra, pallone non semplicissimo per Manarin che comunque lo tiene in campo. Manarin salta secco Guerriero, poi messo giù, fallonetto da parte del numero 3. E allora un altro calcio piazzato sempre da quella mattonella. Una decina di minuti fa Pasquato aveva messo dentro un cross parecchio insidioso per la difesa casalinga. Ed è proprio il numero 10 che ha già il pallone in mano, a colloquio con l'arbitro Radovanovic. Pasquato, piccolo confronto con Mister Bedin. 5 uomini in maglia bianca, praticamente quasi tutto il Treviso, se non per Scotto, all'interno della propria area. Pasquato, pallone nel mezzo, è proprio Scotto a respingere, provare a mettere in difficoltà l'ultimo uomo con Pasquetto che torna addirittura da Conti. Scotto, corsa lunga per mettere pressione, poi Pasquato con grande esperienza gestisce il pallone, non rischia nulla, torna dal proprio estremo difensore che adesso deve andare al rinvio lungo, non preciso però. Serena ha già riconquistato il pallone. Perin, largo a sinistra da Beltrame, ancora Beltrame, punta Fabian, prova ad ubriacare il proprio diretto avversario che però almeno in questa occasione risulta stemio, ed allora dall'altra parte allontana il Treviso evitando ripartenze pericolose. Dunque Fabian, pallone già rimesso in gioco quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti più recupero di questo primo tempo. Treviso 0, Campodarsego 0. Fabian, Calì tiene il pallone giù, lo protegge da Salvi, l'ultimo a toccare è proprio il 6 del Treviso. E allora Fabian, dotato di una grande rimessa laterale, chiede ai propri compagni di salire, poi invece riparte da Zanini. Pasquetto, Zanini, poi Cuomo, si sgancia Tunetti, poi Fabian, sale la pressione trevigiana. Conti, ancora Conti, giro palla, Campodarsego con Fabiane che poi è costretto ad andare lungo all'indirizzo di Jolou, poi sfonda proprio del 7 per Calì, risulta buona. Calì preferisce appoggiarsi da Pasquetto, di prima Tunetti e Campodarsego che adesso sta provando a fare un po' di possesso palla, a manovrare un po' meglio il pallone con Manarin lungo dalle parti di Calì che si gira sul sinistro in uscita. Primo vero intervento di Vadjunek che dà sicurezza alla propria difesa. Ed allora
il solito Guker. Brigati, pallone nel mezzo per Petrovic, respinge con i pugni chiusi Conti, che rischia davvero parecchio. Incornata di Petrovic, molto potente. Ancora pallone giocato da Brigati, poi Guker. Brigati, si va dal capitano del Treviso, Salvi deve gestire questo pallone, sale anche un po' la pressione da parte dei giocatori biancorossi, che provano a far ragionare poco la formazione di casa. Qui Munaretto riparte da Salvi, cerca spazi adesso il Treviso con Guerriero, si è sganciato Perin, anche Scotto che prova il velo con grande intelligenza, anticipato però questo pallone, poi Giulù qui protegge, subisce fallo, si può ripartire. Andiamo a rivedere nel frattempo qui tutta l'azione precedente che ha portato poi all'incornata di Petrovic. Qui vedete Guker, solita imbucata per Brigati, che vede il movimento di Petrovic qui con la testa. Pallone che può sembrare semplice, ma in realtà non semplicissimo da gestire per Conti. Pallone basso, Conti non se l'è sentita di bloccare, preferito respingere. Poi buona la gestione da parte della difesa ospite. E allora altra rimessa dal fondo con Vadjunek, che rapidamente prova a far ripartire i suoi. Munaretto, poi Brigati. Guker si deve sganciare per andare a giocare questo pallone. Salvi, Guerriero sulla sinistra, assistito come sempre da Perin. Ancora Guerriero, non ci sono spazi, va dal 26. Salvi, Guker, lunghissimo, occhio all'inserimento, pallone che passa, non lo gestisce bene però Beltrame. Poi qui non riescono a finalizzare i giocatori del Treviso. Gran pallone quello per Beltrame, che però ha gestito male, non era semplice da stoppare ovviamente. E allora Fabian può rimettere in gioco il pallone, altra grande occasione per il Treviso. E allora Fabian, pallone già rimesso in gioco, cercare Calì, poi Jolù, lavora sporco per Fabian, c'è un fallo su Jolù. Qui Salvi fa sentire la propria imponenza fisica. Non c'è recupero e dunque si va al riposo 0-0 fra Treviso e Campodarsego. Emozioni ce ne sono state, però ancora nessuna emozione decisiva. Si va a riposo sullo 0-0. Noi andiamo in pausa, sentiremo anche i dirigenti delle due formazioni che hanno parlato nel prepartita. A dopo. Con il direttore sportivo del Treviso, Pierfrancesco Strano. È una stagione che è già iniziata, è una stagione che sta procedendo già a vele spiegate. Direttore, visto che siamo alle battute iniziali, innanzitutto le chiedo che stagione si aspetta dopo questo avvio comunque positivo. Beh, sicuramente la stagione che ci aspettiamo è una stagione che sarà molto difficile, perché è un girone, un campionato dove ci sono tante società attrezzate, organizzate, tante squadre di ottimo livello, quindi sicuramente il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di arrivare il più lontano possibile, sapendo che sarà difficile e quindi affronteremo questo campionato partita dopo partita. Direttore, dal 2019 in poi il Treviso è, come dire, rinato a tutti gli effetti e sta crescendo passo dopo passo senza mai fare il passo troppo lungo. Ecco, quali sono i prossimi passi che vorrebbe vedere nel suo Treviso? Beh, anzitutto sicuramente la visione è concordata con il
il presidente Botter, che è una persona assolutamente speciale, che ringrazio oggi perché non ci fa mancare nulla, ci fa lavorare in serenità e ha un progetto a lungo termine. Questo progetto a lungo termine ovviamente riguarda anche il passaggio nei professionisti, e quindi questo è il nostro obiettivo. Sicuramente dobbiamo crescere tanto come società, però in questo momento siamo organizzati bene con le strutture, con i campi di allenamento, con lo staff, e quindi stiamo cercando piano piano di crescere tutti insieme per eseguire questa visione comune con a capo il presidente. Direttore, la città di Treviso invece, che forse un po' si è disinnamorata negli anni del calcio, sta iniziando a rispondere alla chiamata della squadra. Assolutamente, siamo stati molto contenti di vedere tanti tifosi anche durante il ritiro che abbiamo fatto ad Arta Terme. Oggi purtroppo giocheremo alle 16, quindi non ci sarà una cornice di pubblico importante per via di molti motivi extracalcistici, però ci aspettiamo molto da loro, ci stanno dando tanto e noi vogliamo dare tanto a loro e cercare di riempire questo stadio il più possibile. Grazie direttore. Grazie mille a voi. Eccoci con il direttore sportivo del Campo d'Arsego, Mattia Bergamaschi. Direttore, è un avvio comunque importante per una squadra come il Campo d'Arsego, è un avvio che sicuramente può migliorare, questo è certo. Innanzitutto, quale reazione si aspetta dai suoi ragazzi dopo la sconfitta di domenica? Ma la reazione me l'aspetto dai ragazzi, anche perché ne abbiamo parlato in questi giorni. È stata una sconfitta non meritata, però alla fine il risultato è stato questo, quindi dobbiamo accettarlo, però la reazione deve esserci oggi in uno stadio importante contro una squadra importante, forse la più forte del campionato. Ecco. Parlando della società, di quel che è la realtà del Campo d'Arsego, che negli ultimi anni ha anche vinto una volta il girone C, quali sono i progetti futuri della società e qual è la vostra visione in questo campionato e in generale il vostro assetto societario? Allora, chiaramente il Presidente per questa stagione vuole consolidare comunque e restare in alto. Restare in alto vuol dire tra le prime 5 posizioni. Sarà difficile perché è una di quelle stagioni dove ci sono 6-7 corazzate, quindi sarà difficile, però l'intenzione è quella di stare là e conquistare i playoff. E il progetto del Presidente sarebbe quella nel giro di 2 anni provare a salire ancora, ecco, Serie C. Grazie direttore. Grazie, buona giornata.
Ancora in diretta dallo stadio Tenni di Treviso, pronti per quel che sarà il secondo tempo di questo Treviso Campodarsego. Sicuramente una partita molto interessante nel primo tempo, una partita che ha visto le squadre provare più e più volte la via del gol. Sicuramente Treviso ha avuto qualche occasione in più, soprattutto nata dai piedi di Scotto e del playmaker Guker. Non mi sembra ci siano cambi nelle due formazioni, almeno così mi è stato ravvisato, mentre ringrazio l'ufficio stampa del Treviso che chiaramente sta anche un po' facendo da coordinamento durante questa trasmissione su Vivo Azzurro e sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, che ci segnala quasi 1000 i presenti qui allo stadio Tenni. Insomma, numeri importanti considerando che siamo in un qualsiasi mercoledì lavorativo. Questo a conferma di quel che ha detto anche il direttore sportivo Strano durante l'intervallo. Abbiamo sentito come la città si stia nuovamente innamorando di questa squadra e stia pian piano tornando allo stadio per supportare i colori biancocelesti. È ripartita il match, ricordiamo siamo nella quarta giornata, si riparte dallo 0-0, diverse emozioni da un lato e dall'altro. Campodarsego che è andata vicina al gol con in realtà una sola vera occasione, quella di Pasquato, con un cross molto insidioso che ha attraversato tutta l'area piccola ma che di fatto non ha trovato nessun intervento. E allora squadre che hanno invertito il campo, vi ricordo Treviso in maglia e pantaloncino nero a tratti oro, mentre per quel che riguarda il Campodarsego la divisa è totalmente bianca a numeri rossi, così come i colori sociali del club. Conti conquistato questo pallone, primo minuto di riassetto tattico per entrambe le formazioni. E allora Manarin porta a spasso il pallone, lo consegna a Fabian, lungo per Pasquato, arriva prima di tutti Munaretto, Guker si gira e con grande eleganza appoggia per Perin. Si torna da Salvi, poi Munaretto, largo a destra, il solito Brigati che aspetta il movimento di Serena, poi ci ripensa, si riparte dai propri centrali difensivi e allora Guerriero. Ancora Munaretto, Brigati, Treviso che quando non trova spazio, quando non trova l'inserimento giusto, preferisce non buttare il pallone, così come in questo caso Brigati ha cercato l'inserimento di Beltrame, ma di fatto ha trovato puntuale intervento difensivo del Campodarsego. Pallone lungo, quello di Vad Junek che va a cercare Beltrame, che tocca sì con la testa ma mette in rimessa laterale. Partita complicata da risolvere adesso per la squadra del presidente Ruggeri, che ha dichiarato in maniera anche abbastanza evidente la volontà di andare e tornare tra i professionisti. Qui si impalla un po' la difesa del Campodarsego, che concede una rimessa laterale in favore del Treviso, con Brigati pronto a battere con le mani. Brigati lunghissimo dalle parti di Petrovic, allontana il pallone come può Fabian, poi Serena tiene il pallone ma solo per un momento, sbaglia Serena, il pallone per Cali che non riesce a imbucare. Jolou qui conquista il pallone, poi di prima Cali deve far uscire i pali Vad Junek per evitare guai peggiori, con Pasquato pronto a ricevere quel pallone. Ha fatto buona guardia fin qui Vad Junek, di fatto non è mai stato chiamato in causa con un tiro diretto in porta, ma sempre presente anche con uscite importanti. Qui occhio al break di Mannarin che ne salta due, poi messo giù, non c'è fallo, intervento sul pallone, quello di Guker. E allora dall'altra parte occhio, perché
La formazione biancorossa è un po' sbilanciata, non ne approfitta il Treviso, preferisce come sempre costruire con un po' di pazienza. Pallone messo laterale per Brigati, punta l'uomo, va in mezzo a cercare Petrovic, attento e preciso Conti a far suo questo pallone. Treviso che chiaramente cerca e prova a far allungare un po' ed aprire un po' gli spazi per cercare l'imbucata giusta, però non sempre facile, perché la formazione di Bedin è spesso brava a rimettersi in campo in maniera ordinata anche in poco tempo, e dunque adesso si gioca sui dettagli. Sicuramente, come spesso in questo sport, sono quelli a fare la differenza, ma fin qui persiste lo 0-0. Pallone lungo all'indirizzo di Scotto, preferisce non rischiare qui la difesa biancorossa, mette in rimessa laterale con Guerriero pronto a ricevere. Perin rinuncia alla battuta, la consegna proprio al numero 3. Guerriero va lunghissimo al centro dell'area, cercare Petrovic, allontana il pallone, difesa ospite, ancora rimessa laterale, ancora Guerriero pronto a rimettere in campo il pallone con le mani. Salvi, poi Guerriero, cross basso, anticipato, Jolù in mezzo a due, deve risolvere, consegna il pallone però a Beltrame, qui Beltrame si lascia un po' andare, non c'è fallo infatti su di lui. Jolù prova ad accendere i motori nel campo d'Arsego, poi palla laterale sulla sinistra con Colù, protegge questo pallone, porta a spasso Brigati, ancora Colù, deve servire Pasquetto, non rischia nulla la formazione di Bedin, ed allora i piedi, quelli di Zanini, a impostare nuovamente. Colù qui aggredito alle spalle, si va al centro da solito Tuninetti. E qui ottimo la fase di palleggio dei biancorossi, poi pallone allungato dalle parti di Manarin che però non arriva. Beltrame prova a risolvere questo attimo di confusione. Gucher, solito sguardo in avanti, imbuca perfetto per Beltrame, si appoggia su Guerriero e come sempre il Treviso si risistema in fase offensiva, permette ai propri compagni con questi attimi di riflessione, di riposizionarsi in fase offensiva. Adesso Brigati, forse fallo su di lui, si gioca, Brigati porta a spasso il pallone, poi imbuca per Serena. Pasquetto deve fare i conti con una pressione altissima da parte dell'attacco trevigiano. Treviso che riconquista il pallone. Ancora Salvi, Guerriero, uno sguardo in mezzo, Scotto chiede l'imbucata, la palla è laterale per Serena, cross a tagliare Petrovic, non tocca, poi la rovesciata forse di Serena, si gioca Guerriero, no, c'è il fallo proprio del numero 9, fischiato il gioco pericoloso. Prima occasione qui con Petrovic che di fatto non riesce a impattare bene col pallone, nel pratico lo sfiora, non riesce a indirizzare la sfera all'indirizzo della porta difesa da Conti, che fin qui è uno dei protagonisti di questa partita. Diversi interventi decisivi fin qui per il numero 1 del campo d'Arsego. Rimessa laterale adesso con Fabian che con la calma e tranquillità del caso è pronto a rimettere in gioco. Abbiamo già conosciuto la potenza delle braccia del numero 5 biancorosso che andrà direttamente in mezzo con le mani. Occhio ai saltatori allora. Palla scodellata nel mezzo, in uscita puntuale come sempre Vadjunek, che in questo avvio si è
spesso alternato con Mangiaracina, altro under di questa Serie D. Qui bello lo scambio con Serena che imbuca per Scotto, pallone nel mezzo per Petrovic, un attimo in ritardo il 24, grande occasione per il Treviso che adesso strappa qualche applauso anche dal proprio pubblico. E questo è un 1-2 di grande qualità, quello tra Filippo Serena e Scotto. Serena che qualche giorno fa si è laureato in economia e commercio con una tesi sul fair play finanziario. Insomma, un giocatore oltre che al calcio sta anche costruendo un futuro da dottore. A lui ovviamente gli auguri di tutta la Lega Nazionale Dilettanti. È una specialità della Lega Nazionale Dilettanti avere giocatori che oltre a essere eccellenze sul campo riescono spesso ad eccellere anche in ambito universitario e lavorativo, e chissà se anche oggi potrà continuare a festeggiare la propria laurea, e in questi giorni ha già festeggiato con 3 vittorie su 3 col suo Treviso. Salvi, torniamo sul match con Munaretto, solito fraseggio difensivo con lo sguardo sempre rivolto in avanti, si sgancia Beltrame, messo giù, si gioca perché Brigati ha il pallone, ancora Brigati trattenuto, sempre Beltrame, regola del vantaggio, poi Colù respinge, l'ultimo a toccare però è un giocatore del Treviso, ed allora rimessa laterale con Pasquetto pronto a rimettere in gioco il pallone con le mani. Solita pressione altissima da parte dei giocatori di mister Edoardo Gorini, che concedono poco tempo alla riflessione. Qui Pasquetto in mal modo rimette il pallone in gioco, di fatto conquistato subito da Perin. Poi Serena, eccolo qua, il laureato di cui parlavamo poc'anzi. Pallone per Gucher, prova ad imbucare sulla destra per Beltrame, qui Pasquetto prova a tenerla in campo, colpo da dietro, fallo commesso da Beltrame che ha qualcosa da ridire all'arbitro Radovanovic. Cinquantottesimo minuto, Treviso 0, Campo d'Arsego 0, partita bloccata nonostante il Treviso abbia creato parecchie occasioni e dall'altra parte il Campo d'Arsego è stato bravo soprattutto nelle ripartenze ad impensierire i propri avversari. Qui non se le mandano a dire Jolou e Munaretto. C'è una rimessa laterale ancora per Campo d'Arsego. Pasquetto. Pallone che è rinviato da Serena, ma la sfera era già uscita, dunque ancora altra rimessa laterale, ancora dalle parti di Pasquetto. Mentre si muovono le panchine, a breve sicuramente arriverà qualche cambio da un lato e dall'altro per provare a sbloccare questo 0-0. Pasquetto nel mezzo, svirgola, poi arriva Pasquato, il primo intervento di Vadiunek è fondamentale. Pasquato aveva aperto il piattone, blocca con grande sicurezza qui Vadiunek e dunque ancora 0-0. Andiamo a vedere il replay con Pasquato che, vedete, ha aperto il piattone, grande piazzato. Occhio perché torniamo sul campo, siamo già dall'altra parte, la palla all'indirizzo di Petrovic, blocca Conti e questa è una sfida tra estremi difensori.
è chiaro che un intervento del genere, che tra l'altro è il primo effettivo intervento, quello di Vadiunek, arriva praticamente allo scoccare del 60°. Non è semplice rimanere concentrati quando si è chiamati poco in causa. Qui però Vadiunek ha dato grande dimostrazione di maturità e anche di tecnica, è andato giù in maniera rapida e sicura, bloccando con sé la sfera. Dall'altra parte anche Conti sta dimostrando di meritare questa categoria, che sempre, ogni anno riesce a mettere in mostra tanti under, così comunemente chiamati, tanti giovani di belle speranze che hanno la possibilità di mettersi in mostra e di sviluppare le proprie doti tecniche e soprattutto la propria esperienza sul campo. Torniamo proprio sul campo del tennis con Guerriero che fa scorrere il pallone e conquista così una rimessa laterale, ma c'è il primo cambio con Mister Gorini che prova a muovere qualcosa nel proprio scacchiere, e allora fuori il numero 8 Filippo Serena e dentro il numero 72 Federico Gianola. Di fatto cambia poco, un po' di freschezza che sicuramente aiuta. Questo è il primo cambio, dunque fuori Serena, dentro Gianola, operato dal Treviso. Vediamo anche se arriverà una risposta nelle sostituzioni anche da parte di Mister Bedin, che fin qui però ha potuto contare su una squadra molto ordinata. Si sbilancia davvero con il contagocce. Fin qui è riuscita a contenere una formazione che in appena 3 partite ha già realizzato 9 gol. Brigati, poi Munaretto, Perin, Scotto si sgancia però non riesce a far suo il pallone, e allora occhio alla ripartenza di Pasquato che perde il pallone in una zona nevralgica del campo. Scotto, intervento sul pallone, quello di Calù, e allora si può giocare. Tuninetti colpito, c'è il fallo, rischiando anche il cartellino giallo. Qui Guerriero in ripartenza, arbitro clemente in questa occasione. Qui ha rischiato qualcosa Scotto, che forse non si era reso conto che arrivava anche un altro giocatore in maglia bianca. Ha rischiato qualcosa. Poi anche Treviso non benissimo in disimpegno, insomma uno dei pochi momenti confusi di questo match, fin qui molto ordinato. Conti sbaglia, incredibile! Incredibile! Errore di Conti e contro errore di Petrovic. Una svirgolata che poteva costare carissimo al campo d'Arsego. Qui Petrovic viene colto di sorpresa, colpito a tutti gli effetti da Conti. Incredibile occasione. Qui è un'occasione davvero enorme per quel che riguarda il Treviso, che a porta spalancata non è riuscita a colpire, ma di fatto è Conti che ha colpito Petrovic, rischiando tantissimo. Conti che fin qui aveva sbagliato davvero poco. Eccolo qui, il numero 1, pericolo sventato. Si può ritornare sul match. Pallone gettato via, lontanissimo. Prova a gestirlo Manarin, poi Calì appoggia per Tuninelli un po' in ritardo. Manarin ci mette una pezza. Ancora Pasquato in buca per Calì, pallone troppo laterale. Pasquato che aveva cercato esternamente il proprio numero 9, che a sua volta però cercava un pallone che andasse all'indirizzo della porta. Insomma, i due non si sono intesi benissimo. Ciò che abbiamo però inteso è che siamo praticamente al 65esimo minuto.
Treviso 0, Campodarsego 0. Con il pallone per Beltrame che salta in maniera egregia il proprio avversario, poi pallone nel mezzo al rimorchio, spacca il pallone Fabian, lo manda via il più lontano possibile, poi Guker ci prova dalla distanza. Altra occasione gigantesca per il Treviso. Andiamo a rivedere qui Beltrame, salta in maniera meravigliosa Zanini, poi nel mezzo arriva dalle retrovie Perin, che non, anzi pardon, sì, si tratta di Perin, che non riesce a trovare però la via del gol. Tra lui e la gioia del gol si intromette Fabian che salva i suoi, seconda occasione clamorosa per il Treviso nel giro di 5 minuti. Altro screma per il Treviso con Beltrame che lascia Guerriero la battuta. Guerriero nel mezzo a cercare Scotto, allontana come può Calì. Ancora Treviso però con il solito Brigati dall'altra parte, Munaretto prova la sfonda per i centrali lì in avanti, poi qui Jolù deve gestire il pallone, ancora Jolù si appoggia su Pasquetto, pallone lunghissimo da Calì, adesso sta soffrendo la formazione biancorossa con il Treviso che vuole, sta cercando in maniera insistente il gol. Due le occasioni fin qui nette, evidenti. Adesso Manarin, Fabian, sempre per il 5 che adesso si accentra, prova a cambiare lato andando da Jolù che dà una mano ai propri compagni sganciandosi. Centrale da Pasquato, Pasquato messo giù, calcio di punizione, qui rischia il cartellino giallo Munaretto. Due occasioni una dopo l'altra, prima l'errore di Conti, poi il salvataggio di Fabian, forse un po' la fortuna ma anche la tenacia che aiuta gli ospiti in questo momento. È chiaro come in un campo come quello del Treviso, in un campo come quello del Tenni, anche uno 0-0 per le squadre ospiti è sempre un punto conquistato e non due persi, mentre dalle parti trevigiane è chiaro che la formazione del presidente Francesco Sarruggeri deve continuare a spingere sull'acceleratore ma soprattutto a cercare i 3 punti. Nel frattempo c'è un altro cambio dalle parti del Treviso, fuori un terzino, Guerriero, al suo posto Fragnelli. Questa è un'altra scelta da parte di Gorini, numero 28, che andrà a sostituire dunque Guerriero sulla fascia sinistra. Poi fuori Beltrame per il collega di reparto Artioli. E dunque Artioli che andrà anche lui ad agire dietro le punte, dare un po' di freschezza alla manovra. Insomma, cambia poco in termini di tattica mister Gorini, ma cambia per lo più gli interpreti, mantenendo quello che è l'assetto tattico. Nel frattempo calcio di punizione battuto da Pasquato, c'è il tempo anche per una prima sostituzione da parte del Campodarsego. Fuori Cristian Pasquato, il capitano, che va a consegnare la fascia a Cuomo. E dunque fuori Pasquato, al suo posto entrerà il numero 18. Si tratta di Mohamed Sanat. Pasquato che ha raccolto anche qualche applauso da parte del pubblico trevigiano. Pasquato talento cresciuto in queste zone qui, tra Padova e tutto il circondariato veneto,
che ha fatto strada e per poi rientrare. Rientriamo anche noi sulla partita, perché occhio, perché c'è l'imbucata per Gianola che impegna Conti, altra parata fondamentale del numero 1 campodarseghese. Conti salva ancora una volta i suoi, altra parata di fondamentale importanza. Ma altro corner, non sono finiti i pericoli, palla nel mezzo, allontana come può la difesa biancorossa. Poi il primo pallone di Sanat che prova ad accendere i motori, cade giù, non c'è fallo su Sanat che però rimane a terra, si gioca, si alza anche il numero 18, pallone già scodellato nel mezzo per Munaretto che prova a colpire, poi Guker arriva in ritardo, pallone consegnato alla velocità di Joulou sull'out di sinistra, in due ad attaccare la metà campo avversaria. E difatti Joulou riflette un attimo, torna indietro e affida al neo capitano Cuomo la sfera per impostare con intelligenza, soprattutto senza rischiare. Qui Joulou colpito da Guker, calcio di punizione quando stiamo entrando negli ultimi 20 minuti del match. Treviso 0, Campodarsego 0. Qui Culù allarga a sinistra dove c'è spazio per Pasquetto, pallone consegnato a Joulou che da quanto è entrato Sanat tende per lo più ad allargarsi sulla sinistra, lasciando spazio proprio per il 18. Joulou punta l'uomo, potrebbe andare in mezzo, va da Sanat che si è sganciato, ancora Sanat sull'out di sinistra, c'è Pasquetto ad aiutarlo, Sanat punta l'uomo, ancora Sanat punta Gianola, poi va nel mezzo, conquista un corner. Chiedeva l'ultimo tocco la difesa trevigiana. Così non è però secondo l'arbitro Radovanovic. E allora Sanat pronto a scodellare nel mezzo questo pallone. Sale Fabian, sale anche Tunetti insieme a Cuomo. E attenzione proprio al numero 6 che ha già messo dentro 3 reti in questo avvio di campionato. Un difensore bomber, la palla scodella, rimane lì, allontana come può la difesa del Treviso, poi ci riprova da lontanissimo ancora la formazione biancorossa, tentativo improbabile, poi quello di Zanini, praticamente dalla 3/4 quasi a metà campo. Adesso Cuomo anticipa Scotto, si riparte dalle zone proprio di Zanini. Tuninetti, Cuomo, Fabian, lungo il pallone con Calì che prova a fare da sponda all'indirizzo di Joulou. Va Diunek come sempre puntuale in uscita. E allora adesso il Tenni chiama la carica, prova a spingere i suoi. Con Gianola che però non trova spazi, deve ripartire da Brigati. Artioli. Gianola, larghissimo a sinistra dalle parti di Fragnelli, il solito Salvi, Fabiana allontana, si appoggia su Manarin che conquista un calcio di punizione. Ossigeno per il Campodarsego che può far nuovamente alzare il proprio baricentro e riproporsi in avanti. Formazione di Bedin che anche se in fase offensiva non ha dato grandi pericoli al Treviso, però in fase difensiva è sempre stata abbastanza puntuale e anche quando sono arrivati i pericoli ha potuto contare su un giocatore, un estremo difensore come Conti. Messo in mostra 2 o 3 belle parate, provando a dimenticare, anche se penso lo sognerà la notte, l'erroraccio, quello su Petrovic, dove di fatto ha colpito il 24 del Treviso, senza causare, per fortuna sua e della squadra, nulla di grave. E qui Petrovic, eccolo qui il 24 che lascia il posto a Fedato.
Dunque altro cambio dentro Fedato, giocatore anche lui di grande esperienza, ha calcato grandi palcoscenici, per lui 9 presenze anche con il Catania in Serie A e con qualche presenza anche con la Sampdoria, poi un lungo viaggio tra Serie B e Serie C. Adesso Fedato, un gioiello che chiaramente ancora non è al massimo della forma, ma che sicuramente potrà dare una grande mano alla formazione di Gorini. Attenzione qui alla ripartenza del campo d'Arsego con Jolou che chiede palla, servito Jolou, Sanat in mezzo, Manarin preferisce puntare l'uomo, magari ripartire, anzi no, prova il cross per Calì, lunghissimo, direttamente sul fondo. Lo abbiamo detto e lo abbiamo visto soprattutto in questa partita, campo d'Arsego che attende i propri avversari e quando può prova a ripartire, sfruttando la velocità di alcuni suoi migliori interpreti, uno su tutti sicuramente Jolou. Qui fuori il 15, anzi pardon, dentro il 15. Si tratta di Nicolas Perotta a lasciare il posto in campo e il numero 11 Manarin che ha corso tantissimo in questa gara. Non cambia anche in questo caso l'assetto in campo. Brigati, lunghissimo, Gianola va a dare una mano a Fedato che però non arriva su questo pallone. Gucher svetta su tutti, allora Fedato punta l'uomo, occhio al 10, può essere un valore aggiunto in questo finale. Gianola qui allunga, posizione regolare da parte di Artioli, poi allontana come può la difesa biancorossa. Adesso 2 palloni in campo. Brigati, pardon. Scotto, Fedato appoggia per il 9, ha alzato un campanile altissimo. Jolou prova a gestirlo, Colù scivola su questo pallone. Fedato lotta, riconquista ma solo per un attimo, poi Cuomo allontana, Calì col petto. Jolou pensa alla giocata rapida, poi riflette in un istante, si appoggia sul proprio compagno. Colù, ancora Jolou, salta l'uomo netto, abbastanza stanco Brigati, qui non riesce a contenere il 7. Gucher rapido per Scotto, pallone però impreciso. Allora Fabian prova il break, va da Sanat, ancora Sanat, non ha nessuno su cui appoggiarsi se non Jolou che adesso ha praticamente abbandonato il ruolo di punta che ha svolto per più di 60 minuti per far valere la propria velocità sull'out di sinistra. Qui rischia qualcosa Cuomo, Tuninetti, poi Sanat, grande freschezza per il 18 in maglia bianca. Conquista il pallone il Treviso però con Gianola che fa ripartire i suoi, c'è tanto spazio, Campo d'Arsego che si chiude bene e difatti subito il pallone riconquistato. Qui non c'è fallo, si gioca con Salvi che salta addirittura un uomo, poi si allarga a sinistra, pallone per Fedato. Gianola chiede palla, non viene servito, il cross però è sporcato e allora Sanat prova a far ripartire Jolou che però non sembra avere ancora tanta benzina in corpo, rinuncia alla ripartenza rapida. Abbiamo visto ripartire più e più volte qui. La formazione di Bedin cerca di allontanare il pallone, c'è tanta stanchezza, è chiaro che si fa sentire adesso quando siamo arrivati al 79esimo anche i secondi. Nel frattempo arriva il guizzo e il gol del Treviso. Pesca dalla panchina Gorini, pesca il gol dell'1-0 con Fedato. Era andato a vuoto Scotto e poi Fedato ha trovato il tap-in vincente. Treviso avanti 1-0 dalla panchina. Il jolly vincente Fedato porta in vantaggio la formazione biancoceleste. È così il Treviso che dopo 78 minuti di sofferenza riesce a sbloccare
questo match 1-0. Adesso inizia un'altra partita con le squadre che, come dicevamo, stavano accusando anche un po' di stanchezza. Andiamo a rivedere qui squadre ormai un po' lunghe, qui da un pallone che sembrava innocuo. Gianola in buca per Scotto, che manca l'appuntamento col pallone, non lo manca però Fedato. Grande realizzazione per il numero 10 che si fa trovare al momento giusto, nel posto giusto. Ed allora 1-0. Treviso che passa in avanti, Campodarsego che adesso deve reinventare le proprie idee, perché quello che poteva essere un punto prezioso sul campo del Tenni ad ora è sfumato. Qui pallone lungo per Calì. Vadjunek fa suo il pallone, cade a terra Munaretto, ha un problema fisico. Pallone messo fuori e dunque Munaretto a terra. Chiaramente l'arbitro Radovanovic fa subito segno del proprio orologio, tutto tempo da recuperare. Chiaro che al di là delle tattiche per recuperare qualche secondo, è anche vero che le due formazioni hanno speso tantissimo durante questa partita, tanta corsa soprattutto a centrocampo, e per la difesa non è stato semplice contenere la velocità del numero 7 Jolou, che insieme a Calì e Fedato in un primo, Pasquato in un primo momento, poi lasciato il posto per Sanat, hanno dato davvero filo da torcere alla difesa trevigiana. Attenzione però, perché il Treviso ha ancora fame di gol. Qui pallone scodellato nel mezzo da Artioli, non trova Fedato, indemoniato dopo il gol dell'1-0. Qui il pallone è uscito e dunque rimessa laterale in favore dei biancorossi. Tra pochissimo arriveranno anche i due cambi, sì, eccoli qui. E allora pronti per i cambi, vediamo se sarà Munaretto o qualcuno dei suoi compagni. Partiamo dal Campodarsego, che mette fuori Zanini. Mister Bedin al suo posto Spaviero per dare un po' di manforte alla fase offensiva. Vediamo ora come si sistemerà in avanti la formazione ospite, mentre per il Treviso fuori Munaretto, che come dicevamo ha delle difficoltà, accompagnato dallo staff medico del Treviso. Al suo posto Sin Martinelli, giocatore che ha già avuto un buon minutaggio in questo avvio di campionato. Una certezza di mister Gorini, che chiaramente può contare su una rosa anche abbastanza lunga. Allora vediamo come si sistemerà adesso in campo il Campodarsego, con Fabian che è andato a fare il centrale. Qui errore in disimpegno del centrocampo del Treviso. Sanat largo a sinistra, c'è un freschissimo Spaviero che mette in mezzo direttamente all'indirizzo di Vadjunek. E come dicevamo, Spaviero che è stato inserito al posto di Zanini, quindi di fatto un giocatore offensivo che è entrato al posto di uno difensivo. Un tutto per tutto quello giocato da Bedin, che adesso dopo 80 minuti di 0-0 adesso sta cercando nuovamente il pareggio. Jolou qui in mezzo a due, ci prova da lontanissimo Jolou. Vadjunek accompagna con lo sguardo, rimessa dal fondo con l'arbitro che chiaramente è pronto a controllare che la rimessa dal fondo sia fatta nei tempi, diciamo, consueti. È chiaro che adesso un punto in casa contro una squadra insidiosa e ben strutturata come quella del Campodarsego
sono sicuramente 3 punti preziosi per mister Gorini, ma ancora ci sono 7 minuti più recupero da giocare. Pallone che non arriva all'indirizzo di Artioli, poi Cuomo svirgola, non c'è fallo adesso. Su un giocatore del Campodarsego che è rimasto a terra, non abbiamo ben capito di chi si tratta, adesso proveremo a capirlo insieme. Gioco fermo comunque, dentro anche lo staff, qualche protesta adesso, qualche scaramuccia fra i due giocatori. Qui chiedeva il fallo Calì. Mi pare si tratti, sì, di Pasquetto. Pasquetto che però si è già rialzato, deve temporaneamente lasciare il campo per un colpo alla costola. E allora Brigati, pronto a rimettere in gioco il pallone. Treviso che continua a spingere in fase offensiva, qui senza guardare ci prova Gianola a metterla in mezzo, non trova però nessuno se non il fondo. Gianola che insieme a Fedato sono stati due jolly sbloccati dalla panchina, pescati da mister Gorini, che di fatto hanno cambiato l'inerzia del match, un match che sembrava ormai destinato a terminare sullo 0-0. E che invece adesso si ritrova con il vantaggio del Treviso per 1-0. Ricordiamo ha colpito Fedato. Qui Fabian accompagna sul fondo, e allora nuova rimessa affidata a Conti. Attenzione qui all'errore difensivo, Gianola tiene in campo il pallone, no, secondo il guardialinee. Pallone in fase di stallo al centro del campo, poi c'è il cartellino giallo per Calì che colpisce forse involontariamente Fragnelli, che cade a terra, anzi no, probabilmente si tratta di Artioli, adesso capiremo. Qui qualche protesta da parte dei giocatori trevigiani, chiedevano un cartellino rosso. Mentre vi ricordo che a fine partita avremo un'intervista live, quindi rimanete con noi, ma soprattutto vi ricordo che domenica torniamo in diretta su Vivo Azzurro e sul canale Lega Nazionale Dilettanti YouTube con il derby di Lamezia, Vigor Lamezia San Biase, per la quinta giornata del Girone I, un altro match imperdibile di questa Serie D 2025-2026 targata Lega Nazionale Dilettanti. Un palinsesto da fare invidia ai grandi campionati, con un livello che si alza di anno in anno. Vediamo se si è rialzato il numero 26 Perin. Preso un duro colpo quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Poi ovviamente attendiamo di conoscere quale sarà il minutaggio da recuperare, quanti saranno i minuti che dividono in questo momento il Treviso dai 3 punti fondamentali che confermerebbero il primato in classifica dopo le prime 4 partite. Ma bisogna ancora giocare, bisogna ancora conquistarli questi punti. Pallone adesso scodellato nel mezzo, Conti arriva puntuale, sicuramente Conti il migliore in campo dei suoi, con diverse parate
importantissime nonostante la gaffe che stava per costare cara ad inizio secondo tempo, ma comunque una grande prestazione per il numero 1 Campodarsego. Qui seguiamo questo pallone sul fondo, lo protegge come può Salvi, pallone inseguito da Spaviero. Adesso Spaviero sulla sinistra, Sanat sulla destra con Jolou che prova a dare manforte a Cali. Praticamente un 4-2-3-1, quello voluto in questo momento da Bedin. Mentre Treviso continua col proprio assetto tattico di inizio partita, 4-3-1-2 che ha portato gli effetti sperati soprattutto con i cambi. Qui il pallone è allungato per Scotto, Fabian con grande difficoltà riesce comunque ad allontanare. Pallone lungo con Pasquetto che come può accompagna il pallone all'indirizzo di Spaviero. 6 i minuti di recupero, questi quelli assegnati. Allora iniziano in questo momento i 6 minuti di recupero con gli ospiti che proveranno l'ultimo arrembaggio finale. Dall'altra parte Treviso che deve conservare questo 1-0 e con la qualità che contraddistingue diversi giocatori trevigiani magari provare anche a mettere in sicuro questa vittoria. Ma adesso bisogna soffrire con Sanat che punta l'uomo, raddoppiato Sanat, prova a scappare via, ne salta 2, poi Sanat col piattone scivola, allontana come può il solito Guker. Qui Colù, poi Turinetti, si va da Fabian, anzi no, si va da Sanat con il velo di Perotta. Pallone nel mezzo, ancora allontana la difesa ma non del tutto, il pallone è sempre tra i piedi dei giocatori del Campodarsego. Colù, poi qui c'è forse un tocco un calcio di punizione su Jolou, ma c'è anche un cambio con Colù che non ne ha più. Al suo posto dentro un altro giocatore offensivo, si tratta di Federico Demo. Attenzione qui, limite dell'area, pallone nel mezzo, Spaviero non trova nessuno e allora Fedato prova a far ripartire i suoi, palla più lunga che può Fedato con Scotto trattenuto, calcio di punizione, cartellino giallo per Pasquetto. Secondo ammonito della gara, un match comunque molto corretto e con grande fair play. Entrati nel 94esimo minuto di gioco, solo 2 alla fine. Treviso che non ha nessuna fretta di rimettere in gioco il pallone. Non batte Martinelli, anzi pardon, si tratta di Guker. Pallone lungo, c'è un ultimo tocco da parte dei giocatori Campodarsego e dunque corner con i giocatori biancorossi che invocano una battuta rapida. E come potete vedere insomma dalla nostra camera principale, giocatori del Treviso che stanno disertando l'area avversaria, il Campodarsego che non ha grandi intenzioni difensive insomma.
E allora, pallone vicino alla bandierina, si lotta lì con Scotto che prova a scappare via, pallone poi scodellato nel mezzo, direttamente consegnato tra le mani di Conti. Chiede palla rapidamente per Rotta, Conti va lunghissimo all'indirizzo di Calì, ultimi assalti, allontana come può la difesa trevigiana, pallone per Scotto che deve farne tesoro, il numero 9 largo per Artioli, poi Scotto nel mezzo, il pallone è buono, cade a terra, non c'è il rigore ma si gioca, Scotto si è già rialzato, poi forse sbraccia, Scotto continua a giocare nel mezzo, tutto solo, il 2-0 da parte del Treviso che chiude la partita. E l'esultanza di Perin che si va a prendere il gol del 2-0, le proteste furibonde da parte dei giocatori del campo d'Arsego per un colpo al viso al centro dell'area di Scotto, ma è 2-0 con Perin che si va a prendere l'omaggio di tutta la sua squadra, di tutto il suo pubblico e del tecnico Gorini. Un 2-0 che sa di 3 punti fondamentali per il Treviso che stava soffrendo in quest'ultima fase. Qui però grandissimo lavoro di Scotto che oltre ai gol che abbiamo già visto ad inizio campionato, qui vedete Scotto messo giù, non c'è fallo su di lui, qui da rivedere questo contatto, poi tutto solo, troppo solo Perin, fa 2-0, cala il sipario su quello che può essere qualsiasi dubbio nel risultato. Treviso che fa 2-0. Adesso Campodarsego che prova a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ma adesso servirebbe davvero un miracolo per i ragazzi di Bedin. Qui pallone lunghissimo, c'è campo. Conti poi lontano con la testa, attenzione, poi Scotto, squadra lunghissima. 1, 2, 3 finte per Artioli, miracolo di Conti, poi Scotti, ancora Conti, clamorosa partita del numero 1 nonostante i 2 gol presi, giocatore di cui sentiremo parlare in futuro, si prende gli applausi, il Treviso se li prende anche Conti, ultimi istanti di questa partita, bisogna recuperare ovviamente il tempo perso durante l'esultanza del 2-0. Cuomo, match che si è acceso negli ultimi 20 minuti, prima con Fedato, poi con Perin, un 2-0 importante per la squadra di Gorini. Ancora un tentativo da parte del campo d'Arsego, ma non c'è più tempo, l'arbitro Radomanovic manda le squadre negli spogliatoi. Il Treviso vince 2-0 e si continua a meritare il primo posto di questo girone C della Serie D 2025-2026. Noi andiamo subito in campo perché tra pochissimo avremo Fedato ai nostri microfoni. A tra pochissimo.
Eccoci ancora in diretta sui canali Vivo Azzurro e Lega Nazionale Dilettanti YouTube con Cristian Fedato. Cristian, innanzitutto complimenti per la vittoria che è arrivata di gruppo, è stata una vittoria che ha voluto il gruppo, che avete cercato, sei subentrato dalla panchina ma hai avuto un apporto fondamentale non solo con il gol ma con la qualità che hai messo a servizio dei compagni, era una vittoria che volevate. Sì, sicuramente stiamo facendo bene, stiamo lavorando tanto in settimana, poi i frutti si vedono per chi il mister schiera in campo, stiamo dando tutto e vogliamo continuare così. E non era scontato questo avvio, 4 vittorie, bisogna farle, tutti i campi sono difficili, però se continuiamo con questa mentalità sicuramente faremo grandi cose. Cristian, prima di lasciarti andare, hai una carriera importante eppure anche l'umiltà di partire dalla panchina, di avere anche il tempo di ambientarti qui a Treviso e di insomma metterti a disposizione del mister. Che gruppo hai trovato a Treviso? No, come ho detto prima siamo tutti importanti e il mister sa di avere tante scelte, quindi anche per lui non è facile ogni domenica cercare gli 11 da schierare, ma come ci ripete siamo tutti titolari e dobbiamo sicuramente farci trovare pronti tutte le partite. Grazie a Cristian, grazie mille. Grazie per essere stato con noi. Ciao. E allora noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia curata da Marco Bella e grazie ovviamente a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Da Giovanni Saeli è tutto, la quarta giornata del girone C della Serie D tra Treviso e Campodarsego va al Treviso per 2-0, prima Fedato al 70°, poi nel finale Perin mette il punto esclamativo. Il Treviso è ancora primo e lo conferma anche davanti al proprio pubblico del tennis. Grazie a tutti e ci vediamo domenica con Vigor Lamezia San Biase.